Un cordiale saluto a voi tutti amici e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il meteo. Siamo ormai giunti a conclusione di questa settimana, per cui risulta interessante sapere che tempo farà nel corso del weekend. Diciamo che non ci saranno grossi cambiamenti, almeno fino appunto alla giornata di domenica, nel senso che ci sarà qualche nube di passaggio e l'elemento determinante sarà rappresentato dalle temperature che saranno frizzanti, nulla di eccezionale, diciamolo subito. A proposito di temperature, volevo farvi vedere con la mappa qui a fianco a me la distribuzione delle temperature alla volta di sabato a circa 1500 metri, che è un'altezza molto utile per capire se ci sono ondate di aria fredda piuttosto che bolle d'aria calda che possono caratterizzarci. Possiamo notare appunto come in pieno oceano ci sia una lingua in risalita con i colori sul giallo. Questa è una figura di alta pressione che farà appunto catapultare verso il basso dell'aria più fredda e che appunto interesserà l'Europa centrale e il Mediterraneo, quindi ci saranno dei giorni abbastanza freddi, ripeto, nulla di eccezionale, con temperature di sotto dello zero anche sulle zone pianeggianti, mentre sembra più interessante quanto potrebbe verificarsi a inizio della prossima settimana, quando si apriranno le porte dell'Oceano Atlantico, quindi potrebbe arrivare una perturbazione lì. Sarà un attimo da capire se attraverserà, se raggiungerà anche il nostro territorio. Ovviamente a causa del freddo che si immagazzinerà nei prossimi giorni c'è la probabilità, qualora appunto passi questa perturbazione, qualora ci siano anche le dovute condizioni, di vedere la neve nella prima parte di lunedì fino a quote molto molto basse, per non dire appunto anche a quote pianeggianti. Comunque avremo modo di approfondire meglio queste situazioni nei prossimi aggiornamenti su vicenzameteo.it. Per quanto riguarda questa trasmissione ci vediamo a inizio della prossima settimana.